Allora, siamo qui per discutere sul porto di Ognina e sulla contestata concessione. La concessione è frutto di un progetto che insieme ad altri due viene scelto per il miglior sfruttamento e riqualificazione del posto. Il porto non è un porto libero, ma è un porto in cui già ci sono delle barche, anzi ce ne sono fin troppe. Sono gestite non si sa come, non c'è pulizia. Il degrado ha portato questi signori a distruggere gli arredamenti del porto, non esistono più le banchine, sono diventate corpi morti che, per chi non lo sapesse, sono dei massi che tengono sott'acqua le barche. Non dovrebbero stare sott'acqua, ma dovrebbero stare come arredamento perché è un molo dell'Ottocento. Nel mio intento e della mia famiglia e della mia società è quella di riqualificare il porto per gli ogninesi e per tutti quelli che lo vogliono fruire, perché il porto non sarà chiuso, anzi sarà aperto subito dopo i lavori di riqualificazione, che sono frutto di anni di vandalismo. Non chiuderemo, non metteremo ringhiere, ma il mare sarà fruibile meglio di prima. Metteremo i servizi igienici che non ci sono e che nessuno ha mai pensato. In questo momento chiunque vada là troverà delle persone che fanno i propri bisogni in giro. Toglieremo un malcostume che è quello di fare cantiere in uno spiazzo dell'Ottocento, dove io ricordo da piccolo il mio nonno tirava i pesci e insieme agli altri li vendeva. Adesso invece tagliano le barche, le modificano, a terra ci sono resine, a terra ci sono vernici, chi passa sente puzza e è a rischio di incidente. Sono disponibile a discutere con tutti, chiunque ne abbia voglia, può venirci a trovare presso la Tortuga, che è la concessione a fianco, dove spiegheremo tutto quello che stiamo facendo. Ma non è nostro interesse chiudere, perché noi vendiamo servizi e i servizi si vendono alle persone. Sono orgoglioso di essere catanese, ogninese e figlio di un pescatore e avrei avuto una brutta sensazione che questo porto potesse andare ad altri, quindi mi sono prodigato perché credo di saper fare il mio lavoro. Poi sono disponibile a migliorare, c'è sempre sia tempo che la possibilità. Però dire delle cose che non sono senza saperle, fateci lavorare, qualcosa di buono uscirà. Tutti sono disponibili e noi come famiglia siamo stati sempre disponibili, quindi diteci, ma non per partito preso che stiamo sbagliando, diteci dove stiamo sbagliando e magari ne riparliamo. Il porto è aperto, non è chiuso. Io cerco clienti, che è quello che ho detto a tutti quelli che ci sono adesso, che sono soggetti a delle cose strane. Quindi una volta riqualificato io cerco clienti. Il mio cliente deve riconoscere che io ho speso un po' di soldi e li vorrei come imprenditore riguadagnare. Il porto non è chiuso, il porto deve essere aperto e lo sarà, quindi non c'è nessuna preoccupazione. Non abbiamo barriere di alcunché perché il progetto è passato con una conferenza di servizi asincrona a tutti gli enti e la sovrintendenza ha fatto le sue osservazioni, la capitaneria ha fatto le sue osservazioni e vi posso garantire che non c'è nessun ostacolo visivo, quello che è e quello che ci sarà. In premessa ho detto che sono orgoglioso di essere figlio di un pescatore. All'interno del progetto ci sono dei posti riservati ai pescatori. Indubbiamente nella prima fase di cantiere, a rischio che qualcuno si possa fare male, la zona verrà chiusa, ma verrà riaperta al più presto, anzi, prima posso riaprire, prima tutti possono fruire del posto.